E adesso vediamo questo giovane quinto concorrente. Forza! È un ragazzo. Ciao Gerry. È un bel ragazzo. Buonasera. Adesso ti faccio presentare da una tua conterranea, perché anche lei è veneta. Sì, però PN. Friuli. Vabbè, tu sei Allora, Friuli, scusami, il pensavo- ragazzo qui fossi- si chiama Simone Pittaro o Pittaro. Pittaro? Di Valvasone. Esatto. Pordenone. Sono io che ho confuso. Va bene, grazie. Ero convinto fossi veneto, invece sei friulano. Sì. Simone è molto giovane. Quanti anni hai? 26 anni. 26 anni, fa un lavoro molto particolare, è un tecnico installatore, sì. quindi installa dei macchinari particolari. Cosa sono? Sì, installiamo macchine per sterilizzare prodotti farmaceutici, autoclavi, forni. Quindi hai avuto la fortuna col tuo lavoro di stare un po' in giro di per girare tutto un il po'. mondo. Dove sei andato? Ho fatto un po' di Europa, Asia, America, India. Beh, insomma, è un molto po', importante per un ragazzo giovane arrivare a una certa età, sviluppare esperienza nel lavoro, ma anche in giro per il mondo. Sì. Solo che questo non gli ha permesso di, come si dice dalle sue parti, di morosarsi. Sì, non sono morosato. Vuol dire che non è... tu capisci? Certo, da noi si dice mocoget l'amorosa. Cos'è che si dice? Hai il fidanzato, si dice mocoget l'amorosa. Mocoget l'amorosa? Beta amorosa. Ecco, non essendo stato troppo a casa, non è riuscito ancora a trovare la fidanzata. Però la cerchi, giustamente. La cerchiamo sempre. Come ti piacerebbe? Meglio Mora, comunque anche bionda va benissimo, insomma. Non è... No, meglio Mora, però... Mora. Allora. Io intanto lancio l'idea, adesso lo sentirete esibire, se vi piace come ragazzo e come artista potete anche usare il nostro numero dell'SMS, ti creiamo un bel file di fidanzate. Ascolta, so che tu hai sviluppato questa passione per tanti anni. Sì. Quanti? Sono 14 anni che suono. E hai avuto un grande onore di suonare anche... Nella brigata della fanfara alpina Giulia. Che è una delle più famose, queste sì, dobbiamo di Alpini, dirlo. sì. Allora, vieni Anna! Non occorre. Non occorre. Ah, non occorre. Non occorre. No, dice che sa tutto a memoria, va bene. Allora, qual è il brano che adesso esegui con il clarinetto? Di Entertainer, che è la colonna sonora della Stangata. Noi l'abbiamo sempre chiamato La Stangata, esatto. ma invece è The Entertainer. Signori, Simone Pittaro! 1, 2, 1, 2.
solo era un'eventuale emozione, ma non ti ha attanagliato. È andata bene. Va bene, adesso guarda, stiamo per rivolgerci agli SMS e ti diremo subito se hai colpito il cuore e la fantasia di qualche bella mora. Vedremo. Ti troviamo poi noi l'amorosa. non ti Ecco, dai, preoccupare. dai. Va bene, grazie, in finale sicuramente. Posso salutare Sì, un attimo? Sì, chi? Volevo salutare tutti i valvasonesi, tutti quelli che mi conoscono, in particolare la Filarmonica di Valvasone. Ah, ecco Ciao. la filarmonica, guai se no. Grazie. I finalisti sono già al centro. Staccatevi un po', se no non si capisce cosa ha fatto uno e cosa ha fatto l'altro. Non abbiate paura di allontanarvi mezzo metro l'uno dall'altro. Ora rivedremo 10 secondi ciascuno. Innanzitutto l'esibizione di Chiara Canzian e di Diego Rosada. 10 secondi, vediamo. Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada. Vabbè, insomma, doveva essere Raffaella Carrà, ma l'hanno fatto molto a modo loro. Poi, la esibizione del signor Rino Tessari, o Tessari? Tessari, eccolo lì. Non mi provocare, arriverò fino alla fine di te. Amore. Una voce bellissima e sorprendente. E adesso invece 10 secondi del clarinetto di Simone Pittaro. Quella che noi chiamiamo la stangata, ma il titolo originale è The Entertainer. E per finire questa bellissima sorpresa, la voce di Domenica Serino. Va bene, questi sono i più bravi, quelli che voi avete applaudito e che adesso dovrete votare, ma vi ricordo che alla fine della trasmissione andrà in onda uno spezzone dal titolo Se ve li siete persi e vi facciamo vedere tutti i concorrenti di questa sera. Ma adesso procediamo. Al secondo un televisore a cristalli liquidi, al primo un cellulare, quindi piccoli premi ma grande soddisfazione. Chi batte le mani per uno non lo faccia per un altro. Sentiamo la coppia Chiara e Diego. Sono bei momenti. No, e che c'entra? Che devono scegliere. È come quando mi ha messo in tasca il bigliettino quella signora là che era per un altro. Tieni, non lo so, sarà per il tuo gatto, non lo so. Va bene, non vi abbacchiate perché siete arrivati in finale. Certo. Magari poi. Sentiamo Rino Tessari. Oh. Ma so duri veramente stasera. Ma che, va bene, proviamo con Simone Pittaro. Penso di aver capito qualcosa. L'applauso per Domenica Serino. Aspetta un attimo, Domenica. Aspetta. Bene. Boni. Allora, si è già capito chi ha vinto, ma io devo scegliere anche il secondo perché è altrettanto importante. Ora per il secondo posto. Chi batte le mani per uno non lo batta per gli altri. Chiara e Diego. Bene. Ma è migliorato. Da 2 sono passati a 3. No, davvero. Solo che uno c'ha la mano al braccio, quindi 2,5. Perrino! Ma, soddisfazione, Rino. Sì. Grazie Diego. Per Simone Pittaro arriva secondo in questa puntata. Grazie a Rino. Grazie agli altri 2 ragazzi. Simone, tu riceverai un televisore. Complimenti. Poi i nostri autori ti daranno tutti
gli sms che sono arrivati per la, tua, benissimo. per la tua potenziale morosa. Da quella Grazie. Signori, vince la quarta puntata 2009 della corrida Domenica Serino. Prego maestro, funiculi, funicula al maestro Angelo Nigro. Sì, un attimino. Tempo di piazzare le cose, ecco, perché giustamente non possiamo sapere prima chi vince. Ottimo. Prego Nigro. Ai sera nanni nemmene saiette, tu sei mia, tu sei mia. Addosso pure ingrato tu ti splette, partenderò. Addosso come voce ma se buia, te la sta. E tutti correnti su non te struie, sull'acqua L'inno alla gioia italiana. Sì, di velocemente perché siamo in chiusura. Io vorrei ringraziare Sì. la produzione. Sì, va bene, gli logico. educatori. Sì, tutti quanti. Parrucco. Ma soprattutto chi t'ha votata. Grazie. Il pubblico, è logico. Vieni Manolo, vieni qua di fianco a noi. Vedere i tuoi Amleto che ballavano su Funicoli Funicola penso sia un pezzo da cineteca. Grazie Angelo Nigro, ma soprattutto grazie al maestro Vince Tempera. La splendida Michela Coppa. E il suo gatto, protagonista della Galileo. puntata. La nostra vincitrice, brava. Abbiamo l'esito Sì, del televoto. Chissà quante donne hanno votato per lui, perché il nostro clarinettista Simone ha vinto col 21%. Simone vince il premio a casa. Una console per videogiochi. Bravo, complimenti. Prego. Allora, subito dopo di noi la corrida Se ve li siete persi, cioè la carrellata di tutte le esibizioni, anche quelle meno talentuose ma simpatiche altrettanto, insomma hanno fatto anche simpatia. E poi non perdete naturalmente il Maurizio Costanzo Show. Abbiamo passato un'altra grande serata in compagnia. Grazie signori e ricordate quanto sia bello ogni tanto sentirsi dilettanti allo Sbaraglio! Buonanotte! Buonanotte! A sabato prossimo! Ciao Anna! Y me ha dicho si no estás tú, que voy a hacer si no estás tú. He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago esta fiesta y me lo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que desde mi sabor. Baffo, più grandetto, ingaggia.
Quanto tempo? Dopo due mesi. 2 mesi. Io dovrò cambiare amore, non mi provocare, arriverò fino alla fine di te. Non rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Per 9 mesi ti hanno aspettata e poi finalmente sei arrivata. Sei nata, in braccio a una donna ti sei trovata, tutta affranta e sudata. Ti ha stretto la mano, ti ha salutata, ti ha guardato, sorriso, ti ha stretto a sé e ti ha baciata. Una voce più forte ti ha attirata. Ciao bella mia, finalmente sei nata. Cuore canta sempre nuda guarda, scusarmene, scusarmene. Yampe, yampe, yoppe, yampe, 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 yoppe, yampe, ya, funiculi, funicula, funiculi, funicula, yoppe, yampe, ya, funiculi, funicula. Visto che oramai non me lo levo dalla mente, che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Feel the celebrating and everybody shaking and staying alive, staying alive.